E noi siamo sempre qua, siamo pronti per iniziare come sempre tutte le settimane una nuova puntata di Medi Polesine. Io, Davide Stefanelli e lui, eccolo qua, Leandro Maggi. Buongiorno. E Leandro Maggi. Leandro Maggi. Ciao Davide, buongiorno, ciao, ciao a tutti. Tutto bene, sì? Tutto bene, sì, è stata una settimana per me molto difficile, però si va avanti. Va bene, dai, certo. Bene, allora, dicevo, nuova puntata di Medi Polesine, come sempre su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Medi Polesine Web TV. E adesso subito, immediatamente, perché siamo velocissimi di fretta oggi, i nostri titoli. Eccolo qua, il primo, Presepe 2020, poi Taglio di Po e Commercianti. Altro titolo, niente Ruspadina. Covid e Polesine. Polesine. E poi ospedali e fragilità. Ecco, questi sono i titoli di oggi, quindi ci sentiamo tra pochissimo per iniziare la puntata di Medi Polesine. Allora, eccoci qua, siamo pronti per iniziare con il nostro primo titolo di oggi. Parliamo di Presepe 2020, ovviamente. Cosa dire? Allora, che dire, innanzitutto che è una tradizione che resiste nonostante abbia più di 700-800 anni. Ricordiamo che il primo presepe l'ha fatto San Francesco e siccome mi sono documentato non è che sappia tutte queste robe. Lo so, però, prima di arrivare qua in studio sì, però presepio è da un termine latino composto che vuol dire greppia, che vuol dire appunto mangiatoia eccetera, sì. Quindi aveva voluto rappresentare la natività San Francesco attraverso il bue, l'asinello, la grotta, Maria e il bambinello, ed è una cosa simpatica. Perché ne parliamo? Perché innanzitutto in questo momento qua ci sono un sacco di mostre di presepi, è ancora una tradizione che resiste tantissimo in Italia. Ricordiamo, è partita dall'Italia con San Francesco, ma ha coperto tutto il mondo. In Sud America è una ricorrenza quasi come la nostra, cioè è molto sentita. È molto sentita. Però siccome ho postato su Facebook una ripresa di un presepe veramente particolare sulla laguna di Burano, praticamente hanno fatto delle sagome in cartone, no, più che cartone, forse in compensato, dove ci sono i cammelli, dove c'è la grotta, molto suggestiva, molto particolare. E quindi visti anche le visualizzazioni e le persone che hanno condiviso e non solo, hanno anche scritto di questa veramente bella iniziativa, ho capito che il presepe è ancora nei nostri cuori, è ancora una cosa che noi sentiamo moltissimo, anche se in molte case c'è più l'albero che il presepe eccetera, anzi molto spesso convivono insieme, sì. E quindi mi faceva piacere ricordarlo questo. Ricordiamo che in molti paesi ci sono anche delle mostre, so che ne stanno aprendo una a Taglio di Po, bella, dove c'era l'ex patronato, quindi c'è la possibilità di visitarlo e ci sono degli artisti veramente bravi. Io ricordo uno per tutti, Luciano Milani, che ha a casa sua una raccolta di presepi che ha vinto anche un sacco di premi, ed è veramente, vale la pena vederlo se vi capita. Poi sì, il presepe poi è molto più rappresentativo, diciamo, dell'albero classico. A me piace molto di più il presepe, anche se nella sua fase di costruzione insomma richiede più impegno. Sai perché? Bisogna fare tutte le cose. Sai perché? Dimmi. Perché siamo vecchi. Perché siamo vecchi. Ma è più bello, insomma, il presepe dà proprio veramente il senso del Natale. L'albero, vabbè, anche l'albero, però secondo me lo facevi tu da bambino? Sono due cose diverse. Lo facevi da bambino? Io lo facevo, sì, da bambino, sì, andavo a raccogliere il muschio. Te lo stavo chiedendo, perché pensavo fosse una cosa solo di noi anziani. Invece poi sei la pecorella, mettevi di qua e di là, insomma è una cosa. Sulla pecorella lasciamo. La pecorella intesa proprio come animaletto, no, perché tu lo so che sei sempre molto ambizioso. Vabbè, quindi viva il presepe e viva queste feste di Natale che stanno arrivando, e un pochino ci stiamo preparando nell'animo, nel cuore, certo, nella bontà e non solo, e nel pecorelle. Dai, allora ci sentiamo tra poco per continuare Medi Polesine. Ebbene sì, siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Medi Polesine. Adesso parliamo di Taglio di Po e commercianti. Taglio di Po in particolare, insomma, ma però penso sia a parte un po' a quello che è tutto, diciamo, il circondario. Tante associazioni si stanno muovendo, le proloco dei nostri paesi, per premiare chi allestisce meglio la vetrina, chi fa questo, chi fa quest'altro, eccetera. E secondo me a Taglio di Po hanno fatto una cosa controcorrente, importante, simpatica, la Proloco con l'amministrazione comunale, con gli amici del Carnevale, che purtroppo quest'anno è saltato per questioni di Covid, e la parrocchia hanno deciso, invece di andare a chiedere
la sponsorizzazione ai vari commercianti, Sì. che purtroppo in questo momento fanno veramente fatica. Cioè, ricordiamo che il commercio sta avendo un calo mediamente del 35-40%, quindi molte aziende sono in difficoltà e anche chiedere dei 50 euro di contributo comincia a diventare pesante. E cosa hanno fatto? Hanno deciso di dare un premio, dare un riconoscimento a tutte le aziende che ogni anno, nonostante tutto, riescono a tirare fuori le 50, le 100 euro per sostenere le varie iniziative. Io personalmente sono andato con la telecamera a vedere ed era veramente lo stupore dei commercianti di vedersi recapitare un pacco, un cesto bello con verdure, con frutta, con altre cose. Ed erano stupiti di non dover dare neanche il contributo. Anzi, tutti volevano, vieni qua, ti do 20 euro, 50 euro, eccetera. Non li vogliamo. Quindi secondo me sono stati bravi, e quindi penso sia anche una cosa che si potrà ripetere anche negli anni prossimi, ma soprattutto spererei che anche altre associazioni lo copiassero. Sì. Lo copiassero, perché è una cosa simpatica, e anche a sottolineare il fatto che i commercianti in questo momento qua non è che hanno bisogno del cesto, ma hanno bisogno veramente di una considerazione diversa. Ecco. Diversa, sì, altro che il cesto. Ecco. Vabbè, dai. Ok. Non ultimo il fatto di non essere sempre galline da spellare, questo qua la faccio in particolar modo con i nostri governi, tutti, dagli anni 50 in su, che quando c'è da spellare qualcuno c'è il piccolo contribuente, il piccolo artigiano, il piccolo commerciante, eccetera. Sempre gli stessi poi, vabbè. E sono sempre gli stessi, esatto, anche perché gli altri hanno la sede alle Cayman. Vabbè. Dai, allora abbiamo esaurito anche questo secondo argomento. Noi ci sentiamo tra pochissimo, ovviamente, per continuare Medipolesine. E siamo ripartiti dopo questa breve pausa e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Medipolesine. Niente ruspadina, questa tradizione oramai era diventata, perché da diversi anni si faceva in quello di Rosolina Mare, esatto. Però quest'anno, visto la situazione Covid, praticamente sarà anche questo il motivo principale. Sicuramente sì, praticamente il Motoclub Rosolina, che è il promotore, quello che organizza questa ruspadina. Cos'è la ruspadina? È una pista da cross fatta più o meno nella spiaggia del Moro con altre spiagge, mi sembra che ci sia anche il Blue Marlin e l'altro bagno che contribuisce, però in particolar modo appunto i bagni dal Moro. Ed era diventato un appuntamento a livello internazionale, non dico solo veneto, perché tanti atleti del cross si allenavano e facevano appunto questa gara, la ruspadina, organizzata in maniera impeccabile appunto dal Motoclub Rosolina, e quest'anno purtroppo per il Covid bisognerà saltarlo. Che dire, è un'altra cosa negativa di questo Covid, che effettivamente ci sta sconvolgendo le nostre abitudini. Ricordiamo che non per caso, ma l'anno scorso addirittura hanno inviato le Olimpiadi. Vediamo se quest'anno le faranno, perché poi il 2021 non è che si stia prospettando molto meglio del 2020. Ricordiamo tra l'altro che l'altro giorno il sangue di San Gennaro non si è sciolto. Non si è sciolto, allora, quest'anno, vedi? Siccome l'anno scorso si è sciolto, perché doveva fare presagio per l'anno dopo. L'anno scorso si è sciolto, ma non è che il 2020 sia stato tutto così un capolavoro. Roseo. E quindi magari il 2021, visto che non si è sciolto, magari ribalta, è l'eccezione che conferma la regola. Speriamo che il 2021, perlomeno dal secondo trimestre, cominci a essere un pochino più come si dice? Positivo. Più positivo, positivo in senso positivo. Certo che peggio di così non è che si può. Sì, infatti dopo ne parleremo nel prossimo step. Effettivamente, come la situazione Covid in Polesine, in Italia, in Veneto, sta veramente assumendo delle proporzioni importanti e disastrose, ma questa è un'altra storia. Comunque, agli amici del Motoclub Rosolina, naturalmente ringraziamo per tutte le edizioni che hanno fatto della ruspadina in maniera impeccabile. L'anno scorso è stato un successo strepitoso. Finita più o meno, finisce la stagione della ruspadina più o meno il 7 febbraio con la Befana, con la ruspadina, e quest'anno invece, infatti dopo la Befana più o meno è arrivato il problema Covid. Con la speranza che si possa comunque ripetere l'anno prossimo, insomma, cioè nel senso non ripetere. Che nel 2021 si possa fare. Si possa fare, ecco. Beh, noi ce lo auguriamo tutti, specialmente ci auguriamo che il 2021 sia veramente un anno che spazza via sto Covid qua, trovino non solo il vaccino ma anche una terapia per poter guarire. Okay. Vabbè.
Noi ce lo auguriamo tutti, come penso ce lo auguriamo se lo augurano tutti i nostri ascoltatori. Questa è una cosa ovvia, insomma. Questa è una cosa ovvia, sì. Bene, allora dai, tra poco allora per continuare, ovviamente Medipolesine. Rientrati come sempre su Radio Diva, Radio Colbe, Medipolesine Web TV, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Ricordiamo come sempre che la prima messa in onda di Medipolesine è il giovedì, quindi la diretta è oggi, quindi dopo le varie repliche che si susseguono durante il fine settimana sia su Radio Diva sia su Radio Colbe, quindi se ascoltate qualche replica sappiate che durante il fine settimana, insomma, da una parte e dall'altra si può riascoltare la puntata integrale di Medipolesine. Allora, altro titolo, Covid e Polesine. Allora, che dire, io sto seguendo un po' di post e anche di persona, tanti sindaci che appunto puntualmente fanno i comunicati per quanto riguarda i positivi nel loro territorio. E purtroppo devo riscontrare che Adria, Portotolle, Portoviro, Taglio di Po e anche Rosolina in questo momento qua stanno avendo moltissime persone positive, fortunatamente molto meno persone che sono ricoverate eccetera, però più o meno ogni comune ha dai 100 ai 150 persone positive, quindi ancora vuol dire che nonostante avessimo molta paura in marzo e c'erano dei dati che erano 10 volte inferiori a questo, questa seconda ondata è decisamente più impressionante, più preoccupante anche. Ricordiamo che purtroppo pochi giorni fa è morto addirittura un dottore di Portotolle che era appunto sul campo in prima linea e ha preso il Covid e non ce l'ha fatta a superarlo. Tante persone che conosciamo o sono in ospedale oppure sono decedute, quindi vuol dire che sto virus qua, nonostante i negazionisti dicono che non è vero, non bisogna stare con la mascherina, non bisogna fare questo, non bisogna fare quest'altro, però vengono smentiti purtroppo dai numeri. Io ho visto un articolo su un giornale, su Libero mi sembra, che era il professor Remuzzi, che diceva che affrontare ai primi sintomi il virus, non so se avete già la tosse, avete un po' di febbre eccetera, non aspettate il tampone, ma innanzitutto chiamate il vostro medico di fiducia, perché almeno parlava questo professore e non è stato smentito, anzi qualcuno ha anche approvato e detto che aveva perfettamente ragione. Evitare che il virus passi alle parti basse dell'aereo, quindi i polmoni eccetera, magari con un'aspirina fatta in maniera tempestiva potrebbe perlomeno frenare questo, quindi questo è un suggerimento che ci dava appunto questo professore, tanti lo stanno approvando, quindi se avete un primo sintomo non aspettate, ma sì, va là, passerà, magari sentite il vostro dottore, se potete fate il tampone in maniera veloce, ricordiamo che in maniera tempestiva si può fare un tampone dopo le 5 ad Adria, visto che parliamo noi del Basso Polesine, ed è una maniera celere e economica, nel senso che non costa niente, e così magari uno se ha un po' di febbre, ha paura che sia positivo, di essere positivo, può saperlo in maniera tempestiva, quindi cominciare a fare delle terapie che non sono importanti e invasive come quelle che poi vengono fatte negli ospedali. Quindi che dire, stiamo allerta, stiamo tranquilli, ma soprattutto seguiamo quello che ci consigliano e non facciamo i negazionisti, perché non paga, perché poi dopo conosco tanti negazionisti che poi quando si ammalano pretendono di andare in ospedale, di essere curati, eccetera eccetera. Ok, quindi auguri a tutti quelli che sono. Quindi seguiamo queste piccole basilari regole, insomma, che sono proprio alla base per combattere questo Covid, insomma, ecco. Sì, soprattutto non uscite di casa se avete un po' di febbre finché non avete fatto i dovuti accertamenti, ecco. Va bene? Perfetto. Tra poco per l'ultimo argomento di oggi. E siamo quindi pronti per l'ultimo argomento di questa puntata di Medipolesine. Parliamo di ospedali e fragilità. Ecco, che dire, innanzitutto c'è un comunicato da parte della regione, il presidente Zaia ha vietato le visite negli ospedali, perlomeno fin quando non si supera questo momento particolare anche nel Veneto. Tra l'altro Zaia sta proponendo di fare zona rossa, perlomeno per le feste, tutto il territorio veneto. Sembrava che il Veneto fosse un pochino esente dai numeri negativi di altre regioni, invece purtroppo li stiamo prendendo, quindi sta a significare che questo Covid è subdolo e non ci sono regole praticamente.
nonostante che abbiamo ottimi ospedali, nonostante che secondo me anche la sanità veneta è una delle sanità più importanti anche a livello europeo, però fatto sta che non riusciamo a superare questo momento con queste centinaia di persone positive. Abbiamo ricordato appunto che solo da noi nel Basso Polesine mediamente ci sono 150, dai 100 ai 150 persone positive ogni paese, quindi sono veramente numeri importanti. Un'altra cosa che da sottolineare è che le nostre case di riposo, che fino a ieri erano veramente state tenute bene in senso positivo, in senso buono. Dire positivo in questo modo non va bene. No, perché sì, dopo uno fraintende. Fa uno strano effetto, sì, effettivamente sentire positivo. Erano riusciti perlomeno a frenare le infezioni all'interno delle case di riposo. Invece purtroppo, se la casa di riposo di Rosolina, di Corbola, di Lendinari in particolare, hanno decine di pazienti e personale che sono positivi, quindi sappiamo che le fragilità più grandi sono negli over 80 e soprattutto negli over 80 che sono dentro nelle case di riposo. A loro la massima solidarietà. Ricordiamo, io come avevo premesso prima, è un momento particolare perché ho avuto anch'io una perdita in famiglia e purtroppo quando mancano ci mancano i nostri vecchi brontoloni, ma molto fragili. Sì. Ecco, quindi solidarietà a tutti voi anziani che siete nelle RSA e soprattutto chi ha qualche sospetto di essere positivo o ha una linea di febbre non deve andare assolutamente vicino a questi. Molto spesso vengono infettati perché asintomatico era magari un infermiere o un parente che era andato a visitarle. Quindi stiamo attenti ai nostri fragili e brontoloni vecchi. Dai, allora abbiamo così di fatto concluso la puntata di oggi, mancano solamente i saluti finali che arriveranno tra pochissimo. Ebbene sì, miei cari, siamo pronti per concludere la puntata di oggi di Medi Polesine. Oggi tra l'altro è giovedì ed è il 17 dicembre, ma che giorno è oggi? Mi ricorda qualcosa? Oggi ci sono due compleanni importanti. Uno compleanni il Papa. E il secondo compleanno il mio amico Fiorigi. Oh, vedi che passa il secondo piano il compleanno del Papa. Sì, ovviamente. Sì. Ovviamente. Quindi auguri a Fiorigi. Non c'è paragone, assolutamente no. Vabbè. Papa subito. Facciamolo questo. Dai. Allora, tanti auguri naturalmente a Sua Santità, insomma. Sua Santità quale? Uno dei due. Uno dei due, a caso. Ciao Fiorigi, ciao. Buon compleanno. Vabbè, il nostro amico, insomma, il nostro caro amico. Scusateci che facciamo uso pubblico di mezzo, uso privato di mezzo pubblico. Insomma, però Fiorigi è un amico che merita di essere citato, insomma. Ecco. Vabbè. Bene, con questo abbiamo veramente concluso l'appuntamento di oggi. Ci risentiamo la prossima settimana che sarà giovedì 24. Siamo a vigilia di Natale, vigilia, ma noi saremo qua imperterriti. Ci faremo dei super auguri con canzoncine come se piovesse. Perché non so se avete visto gli auguri che abbiamo messo la settimana scorsa. Sì. Quando io sono partito poi con Jingle Bell, Jingle Bell. E io ho subito risposto Jingle all the rain. Quindi questo qua è sinonimo che fra poco ci porteranno via. Sì, ci porteranno. Abbiamo già chiamato l'ambulanza, quindi troppo arriva. Non siamo cattivi. Ecco, mancherebbe anche quello, insomma, che fossimo anche cattivi. Dai. Ciao a tutti. Ci sentiamo la prossima settimana. Il nostro countdown, come sempre, 3, 2, 1. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.